C'è area di sanatoria edilizia in Sicilia e stavolta il condono riguarda le case e le ville realizzate entro la fascia dei 150 metri dal mare, da sempre fuori dal provvedimento. La norma, che quasi certamente provocherà polemiche e reazioni, è contenuta nel disegno di legge presentato dai deputati autonomisti Francesco Musotto e Paolo Ruggirello, che ha avuto il via libera con 9 voti favorevoli su 14 alla Commissione Bilancio dell'Ars. In realtà si parla di recupero e la valorizzazione delle coste siciliane, ma sono in tanti a ritenere che si celi una vera e propria sanatoria. Il testo è stato integrato da 3 emendamenti, uno dei quali proposto dallo stesso Ruggirello, che riguarda la costituzione dell'Agenzia regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste. Si tratta di un disegno di legge che dà vita ad una sanatoria per gli immobili realizzati entro 150 metri dalla battigia. Il testo passa ora al vaglio del Comitato per la qualità e della legislazione della Commissione Bilancio. È una legge che provvede a un riordino complessivo delle fasce costiere siciliane, sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, laddove si andrebbe a regolamentare la presenza di edifici che risultano abusivi e consentirebbe la valorizzazione delle aree in stato di abbandono, sottolinea Ruggirello. Di aggressione alle coste e di ennesimo tentativo di rovinare la Sicilia parla invece il coordinatore regionale del PDL Giuseppe Castiglione. Secondo Castiglione, di fatto si sanerebbero le case nella fascia dei 150 metri dal mare. Il PDL ha espresso parere contrario in commissione e farà lo stesso in Parlamento, sottolinea, accusando il governatore lombardo di voler deturpare il paesaggio dopo aver distrutto la Sicilia. E si chiede che fine abbiano fatto le anime ecologiste dentro il PD e l'MPA. Intanto all'Ars prosegue il dibattito sul DPEF, in attesa che approdi a Sala d'Ercole il bilancio e la finanziaria da approvare entro fine anno.